benvenuti. Oggi è mercoledì 1 maggio 2024. Il sole sorge alle 6.05 e tramonta alle 19.49. La luna sorge alle 2.16 e cala alle 12.05. Il 1 maggio è la festa dei lavoratori. Questa data è un'occasione importante per riflettere sui traguardi raggiunti grazie alle lunghe battaglie sindacali. La storia inizia nella Chicago del 1886, teatro della tragica rivolta di Haymarket. All'inizio di maggio la città fu scossa da una serie di proteste e scioperi. I lavoratori chiedevano una riduzione dell'orario di lavoro a 8 ore al giorno. Ciò che era iniziato come una manifestazione pacifica degenerò in violenti scontri che causarono la morte di diversi lavoratori e poliziotti. Leonardo Bonucci compie oggi 37 anni. Difensore di spicco del calcio italiano, inizia la sua carriera all'Inter, passa poi per Treviso e Bari, per raggiungere la Juventus, dove diventa capitano e simbolo di uno dei cicli più vincenti nella storia del club. Parte della storica difesa BBC con Barzagli, Chiellini e Buffon ha contribuito al leggendario campionato da 102 punti. Dopo un breve e turbolento periodo al Milan, ritorna alla Juventus, vincendo ulteriori scudetti. Robby Facchinetti celebra oggi i suoi 80 anni. Icona della musica italiana come frontman dei Pooh, la band ha raggiunto il culmine del successo nella formazione storica con Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano Dorazio, durata dal 1973 al 2009. Sotto la sua guida vocale i Pooh hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1990 con Uomini Soli. Violante Placido festeggia 48 anni, figlia dell'attore e regista Michele Placido e dell'attrice Simonetta Stefanelli. Si distingue già dal suo debutto nel film Quattro bravi ragazzi. Ha consolidato la sua fama con ruoli importanti in produzioni internazionali come The American, accanto a George Clooney, e Ghost Rider Spirito di vendetta con Nicolas Cage, mostrando la sua versatilità come attrice sul palcoscenico globale. Il 1 maggio 1941 a New York ci fu la prima proiezione di Citizen Kane, che in Italia sarebbe arrivato un paio di anni dopo la fine della guerra, con il titolo di Quarto Potere. Prodotto, scritto, diretto e interpretato da Orson Welles, allora 25enne al suo primo film. Quarto Potere piacque subito a molti e nei decenni è diventato il film che più di tutti si è avvicinato ad essere considerato in maniera unanime il migliore di sempre. Una delle azioni che facciamo più spesso con il nostro cellulare è controllare l'ora. Ma come fa lo smartphone a segnare sempre l'ora esatta? La risposta va ricercata in una pluralità di tecnologie che combinate insieme permettono ai nostri dispositivi elettronici di essere sempre molto precisi nell'indicare l'ora corretta. Per entrare più nello specifico, gli smartphone regolano l'ora in base agli orologi atomici presenti nei laboratori dei server NTP e nei satelliti. Buongiorno ai 12, oggi una misteriosa e originale luna in Acquario si congiunge a Plutone e litiga con la bella Venere. Cosa vorranno dire le signore dello zodiaco? Vediamo un po'. Ariete, tutto il movimento planetario vi preoccupa poco oggi perché il vostro Marte ha già cominciato a riscaldare la vostra aria tipicamente arietina e di fuoco, ed ecco una giornata densissima ma in cui l'Ariete sarà pronto a tutto. L'azione e la passione e la vigoria non vi mancheranno. Toro, appena entrata nei vostri gradi la bella Venere si dovrà scontrare con i capricci di una luna misteriosa che vi porrà delle domande su quanto nel procedere lavorativamente alcuni sono veramente dalla vostra parte e altri no. Oggi sarà utile avere una chiara idea di come e chi potrà contare su di voi e viceversa. In amore le stelle consigliano di non chiedere troppo al partner. Gemelli,
La giornata di oggi prevede una luna misteriosissima ed affascinante, ma tutta in trigono in accordo con i vostri gradi, una luna intrigante che accende voglie e che accende soprattutto desiderio di primeggiare in ambiti lavorativi, anche qualche voglia di piccola fuga e di filosofeggiare un po' dove serve su qualcosa che la vostra intelligenza arriva a intelligere e altri un po' meno. Cancro, la vostra luna quando si muove crea sempre degli effetti straordinari su di voi. Oggi è nell'originalissimo Acquario, vi ricordo che quando la luna è in Acquario per voi significa fantasia, estro, ma è anche congiunta al misterioso Plutone, è quadrata a Venere. Cosa vuol dire? Di stare attenti a non prendere fischi per fiaschi in amore e di non esagerare con le vostre sicumere o convenzioni. La realtà a volte non è come sembra. Leone, la giornata di oggi prevede una luna contro, rincarando la dose del già opposto Plutone. Questa configurazione vi potrebbe generare delle ansie, delle incertezze o dei sospetti, soprattutto nel legame affettivo, essendo anche Venere in quadratura. Non saltate subito alle conclusioni, ma cercate di capire dove sta la chiarezza. Vergine, oggi la luna si elide un po', smette il trigono e vi mette a contatto con tutta una serie di possibili soluzioni altre che potete applicare nel vostro ambito pratico e lavorativo. Cercare un accordo in questi giorni sarà fondamentale per far finire bene un progetto, state attenti. Bilancia, la giornata di oggi prevede un Marte un po' nervoso che comincia già a darvi dubbi e comincia anche a farvi arrivare delle comunicazioni o delle notizie in una forma che gradite poco. Cercate di non prendere, ma chiudetevi nella vostra eleganza e lasciatevi scivolare le cose addosso, soprattutto perché ora è arrivato il momento di mettere gli altri davanti alle proprie responsabilità. Non potete provvedere sempre a tutto voi. Scorpione, Luna congiunta a Plutone vi rimanda sicuramente, anche se in Acquario di quadratura, delle energie un po' strane. Aumenta sicuramente l'intuito con Plutone, ma la quadratura della Luna può fuorviarvi un po' nelle valutazioni. Non perché desiderate fortemente una cosa, la realtà si conformerà a quelle che sono le vostre aspettative, quindi cercate di essere un pochino più pragmatici e oggettivi in maniera lucida e cosciente. Sagittario, una luna amica oggi è molto intrigante. Marte in trigono, sarebbe il caso oggi di dedicarsi un po' alle passioni e soprattutto a una comunicazione scherzosa a livello affettivo che potrebbe risultare, per chi inizia una storia, molto ma molto divertente e ridanzana. Capricorno, la luna oggi congiunta a Plutone in seconda casa, una luna che annuncia soldi, anche se tra accordi e disaccordi la bella Venere in amore a volte fa le bizze, ma voi siete abbastanza padroni della situazione. Cercate sempre di tenere d'occhio il fisico, l'alimentazione corretta e soprattutto di stare attenti ad allergie o infiammazioni. Acquario, la luna oggi vi ispira in molte maniere, poco importa se è quadrata a Venere. Non è l'amore per adesso la priorità, anche se qualcuno probabilmente vi cinge d'assedio e vorrebbe disperatamente un po' della vostra attenzione. Oggi la congiunzione Luna-Plutone vi fa frullare in mente tutta una serie di spunti creativi, artistici o genialate di soluzioni lavorative che potrete sapientemente utilizzare tra poco. Pesci, la configurazione della Luna oggi aumenta molto il vostro intuito e sgombra un po' il campo dei vostri gradi da pianeti più o meno turbolenti. Ecco che tornate a essere super intuitivi e molto aperti soprattutto ai sogni e a capire bene chi avete davanti e chi invece crede di essere qualcos'altro. Occhio lungo. Il 1 maggio 1994 il mondo della Formula 1 vive uno dei momenti più tragici della sua storia sul circuito di San Marino. Ayrton Senna al 7° giro perde il controllo della sua Williams numero 2 all'inizio della curva del Tamburello. In questa curva, solitamente affrontata a pieno gas, la sua auto si schianta contro il muro a 300 km/h. Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, Senna venne dichiarato morto poche ore dopo, a soli 34 anni. Nella nostra rubrica oggi vi presentiamo un'espressione che ha attraversato i secoli. Tizio, Caio e Sempronio.
utilizzata per indicare persone non specificate o generiche. Questa frase è il nostro equivalente del Tom, Dick and Harry inglese. A volte potreste sentire soltanto Tizio e Caio o anche solo Tizio per riferirsi a qualcuno in maniera ancora più generica. Questi nomi, radicati nella tradizione giuridica italiana, sono apparsi per la prima volta lontano 1100. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Oggi vi raccontiamo la storia di Vincenzo Cardarelli. Iniziamo col dire che la sua infanzia potrebbe essere considerata una sceneggiatura degna di un film drammatico. Cardarelli cresce in una famiglia molto povera, viene emarginato a causa di una malformazione al braccio e perché è figlio illegittimo. La sua istruzione si ferma alla quinta elementare, quando è costretto a interrompere gli studi. Ma il suo desiderio di conoscenza non si placa. Così scappa a Roma, dove inizia una carriera nel giornalismo, scrive poesie e contribuisce alla fondazione della rivista letteraria La Ronda, lanciando un nuovo movimento letterario. Nonostante i successi professionali, la sua vita è segnata da una profonda solitudine. Inizialmente considera la sua indipendenza come un punto di forza, ma col passare del tempo riconosce in essa una profonda fonte di dolore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nessun lavoro è insignificante. Tutti i lavori che elevano l'umanità hanno dignità e importanza e dovrebbero essere intrapresi con un'opera meticolosa. E meticolosa è la nostra opera ogni giorno quando cerchiamo di offrirvi la miglior puntata di Almanacco possibile. Quindi ci vediamo domani.